20.000 assunti nella sanità, compresi specializzandi e operatori sanitari in pensione, e via libera al rientro al lavoro di quelli negativi al coronavirus, ma lo stesso in isolamento. Dalla sede dell'unità di crisi di Marghera, il presidente del Veneto Zaia accoglie con queste parole le decisioni prese a tarda ora dal Consiglio dei Ministri. Dico che questo decreto intanto coglie perfettamente l'istanza del Veneto. All'articolo 11 coglie l'istanza del Veneto in maniera molto pulita, didascalica, ovvero che tutti i lavoratori, quindi parlo dei medici, infermieri, OS e tutti quelli che lavorano nella sanità, ma direi in generale per i servizi essenziali, che hanno avuto contatti con persone positive ma sono negativi e non hanno sintomi, sono ammessi al lavoro con un protocollo che noi abbiamo già elaborato, che ci permette di dire che verranno tamponati, quindi verranno verificati nei giorni che mancano per finire l'isolamento fiduciario. Punto. Tutto qua. Stiamo parlando ovviamente di lavoratori asintomatici e negativi al test. Delle nuove assunzioni beneficerà anche il Veneto. Ne abbiamo già 500, la sorella Lanzani ha mandato avanti del 500, ne facciamo ancora alla luce del decreto, appena verrà pubblicato noi siamo già pronti con i bandi. Non ultimo, ve lo dico così come cameo, anche un avviso, e questo è il messaggio che mando a tutti gli ospedalieri a casa, in pensione, che è previsto dal decreto, per dire: volete essere della partita come un riservista, adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Possiamo dedicarli ad esempio all'attività ordinaria, dedicando chi ha i muscoli più caldi perché è in partita tutti i giorni, a fare attività molto più complicate. Guardate, adesso il governo ha capito che questa è la strategia, è una strategia che il Veneto ha sempre suggerito fin dal primo giorno, vedo che adesso sta diventando realtà. Quindi le attrezzature per gli operatori sanitari. Abbiamo un camion che abbiamo sdoganato in Svizzera, è arrivato a Veggiano, adesso lo stiamo seguendo a vista, che ne ha 500.000 di mascherine dentro. Siamo riusciti a comprare queste mascherine. Stiamo spendendo milioni di euro in mascherine. Dall'altro abbiamo un ordine in itinere che arriva di quasi 2,5 milioni di dispositivi, poi occhiali e quant'altro. Abbiamo deciso stamattina di comprare anche non CE, cioè non a marchio CE, cioè mascherine non a marchio CE. Faremo magazzino perché nell'eventualità che ci sia emergenza, non c'è nulla, metteremo anche questo, e poi CE è un marchio nostro, cioè non è che il mondo va col marchio CE. I macchinari, i ventilatori per i reparti di terapia intensiva. Ne abbiamo comprati 36, ce ne sono altri 23 in arrivo, noi facciamo ordini, anche qui il mercato è asfittico. Ci sta, no? Con la macchina per la respirazione. Cioè non c'è materiale sul mercato. Ne viene fuori uno spaccato di questo paese che è inquietante. Cioè noi non produciamo più nulla. In corso anche una ricognizione delle strutture ospedaliere dismesse per verificare la disponibilità di nuovi spazi qualora ce ne fosse bisogno. Infine il capitolo zone rosse, che Zaia considera superato come metodo per affrontare l'emergenza, a cominciare da quella di Vo. L'isolamento di Vo ormai lo consideriamo, la nostra unità di crisi lo considera superato, per cui vi informo che in tempo reale, mentre ve lo sto dicendo, sta già partendo la mia lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere finalmente che Vo venga liberata.